il ventenne Lorenzo Cristeo ucciso da 5 coltellati in un vero e proprio agguato fuori dalla discoteca da 2 coetanei arrestati. Nel video di un testimone le ultime fasi dell'aggressione. Il 22enne di Zerobranco ferito e ancora in pericolo di vita. A Tre Baseleghe lo strazio dei genitori di Lorenzo, la mamma in lacrime: non rivedrò più mio figlio, il padre e lo zio, vogliamo giustizia. Bombe d'acqua, grandine temporali hanno colpito soprattutto il Veneziano e la Marca. A Milano piazza imbiancata, a Spinea allagata l'autostrada, in aeroporto a Treviso voli dirottati. Nuova tragedia sul lavoro, 58enne operaio perde la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Il dramma all'Ariston Cavi di Brendola. Carceri sovraffollate per la Corte dei Conti. Il Veneto tra le regioni in emergenza. A Padova il sottosegretario alla giustizia annuncia un commissario per l'edilizia carceraria. Nel giorno del compleanno di Giulia Cecchettin all'Università di Padova, la cerimonia di conferimento dei premi di laurea in memoria della giovane, c'era anche Papagino. Inizia il conto alla rovescia per l'adunata nazionale degli alpini a Biella, alcune penne nere già in partenza per la 3 giorni di festa che Antenna 3 vi racconterà in diretta. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi titoli e dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca con l'omicidio di Castelfranco, il ventenne Lorenzo Cristeo ucciso da 5 coltellati in un vero e proprio agguato fuori dalla discoteca da 2 coetanei arrestati. Ucciso con 5 coltellate, mentre altre 3 sono state sferrate all'amico che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Castelfranco. Il delitto al culmine di una rissa per la quale sono ora tutti indagati, tanto i 2 ragazzi di origini marocchine arrestati, quanto i 7 che si trovavano alla discoteca Playa Loca della Baita al Lago insieme a Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, la vittima. In un video fornito spontaneamente ai carabinieri da un testimone che nulla ha a che fare con i 2 gruppetti, gli ultimi 2 minuti dello scontro ripresi dall'interno della sua auto. Abbiamo un video parziale dove c'è una ricostruzione abbastanza sommaria di quello che è accaduto, ma per poi poter cristallizzare le responsabilità nei confronti dei 2 arrestati abbiamo bisogno di alcuni approfondimenti investigativi. Primi elementi che insieme alle testimonianze iniziano a comporre il mosaico del delitto di sabato notte per il quale sono finiti in carcere i 2 giovani di origini marocchine. Badre Rouaji, 19 anni, nato a Montebelluna, accusato di omicidio, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi e oggetti atti a offendere. Età Benami, 21 anni, nato in Marocco, che deve rispondere per ora solamente di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. Incensurati entrambi, come pure Cristea e i suoi amici. Uno sguardo di troppo, una spinta, un tavolino conteso. Il movente per ora rimane inconsistente. Il fatto è venuto inizialmente all'interno della discoteca, dove i 2 gruppi hanno cominciato a litigare per motivi che noi definiamo sempre futili. In realtà non si sa qual è stato il motivo scatenante. Dopodiché nel momento in cui i 2 ragazzi italo-marocchini sono stati allontanati dai buttafuori, questi 2 hanno atteso il gruppo che avevano affrontato prima all'interno del locale e da lì è scaturita una rissa, da dove poi purtroppo ha perso la vita il Cristea Lorenzo. Il ventenne, su cui la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia, è stato dichiarato morto in ospedale. Lì lo hanno portato gli amici insieme agli altri 3 feriti, il più grave dei quali rimane Alessandro Bortolami, 22 anni, di Zerobranco, raggiunto da 3 coltellate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Difficile, secondo gli inquirenti, che a colpire sia stato solamente il 19enne. Sono in corso accertamenti e non è da escludere che la posizione del complice possa aggravarsi. Di coltelli al momento ne è però stato trovato solo uno a una ventina di metri dal luogo della rissa. Era un coltello a serramanico con foggia militare, quindi anche questo fa capire che non è il classico coltello da cucina portato in giro in maniera estemporanea, ma probabilmente può nascondere qualcosa di più complicato, complesso. L'arma insanguinata sarà ora esaminata dagli specialisti del RIS di Parma. Sotto sequestro le 2 auto usate dai ragazzi, eseguite perquisizioni e rilievi tecnici. Un omicidio maturato in un contesto di alterazione dei ragazzi coinvolti, dovuta all'alcol o ad altre sostanze. Questo andrà appurato. I 2 giovani di origini nordafricane non sono stati per ora collaborativi. Benami, difeso dall'avvocata padovana Paola Miotti, ha fornito pochi elementi e per gli investigatori neppure convincenti. Rouaji si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Lo stesso ragazzo non sapeva che appunto un ragazzo fosse morto, ha abbassato lo sguardo, evidentemente lui non sapeva che cosa fosse successo, evidentemente non aveva idea della gravità dei fatti, di quanto accaduto, quindi mi pare che effettivamente l'abbia preso in quel momento del fatto della morte dell'altro ragazzo. Il dolore della famiglia della giovane vittima, Lorenzo Cristea, Tre Baseleghe, la mamma e il papà chiedono giustizia per il figlio accoltellato a morte. La giustizia sì. Si aspettate giustizia per Lorenzo? Mio figlio non torna più! Dopo ci sentiamo. La disperazione di mamma Ioana, straziata dal dolore a forza di chiedere solo giustizia per il suo Lorenzo che le è stato strappato a soli 20 anni. Insieme a lei il marito Vasile. Voglio capire e voglio avere una risposta giudiziaria, una risposta chiara dai magistrati di tutti quelli che stanno seguendo il caso. Lo avevano salutato sabato sera, 40 euro in tasca per trascorrere una serata in discoteca, ma Lorenzo non è più tornato. Puoi andare in discoteca Troppo giovane. Portarlo a casa su una bara. Lo zio Viorelle e il papà Vasile non si danno pace. Lorenzo è stato ucciso brutalmente con 5 coltellate. I ragazzi nordafricani con cui c'era stata la lite in discoteca per futili motivi hanno aspettato che il gruppo di Lorenzo uscisse dal locale per aggredirli. Loro sono stati là a seguirli dietro il muro, a aspettarli fuori. È stato un agguato? Un agguato che aspettavano che dentro ore. I buttati fuori li hanno buttati fuori. E loro sono stati pronti già con i coltelli là. E hanno preso 4 persone a pieno. Il papà si rivolge agli assassini del figlio. A loro gli dicono, anche ai suoi genitori, anche a loro come i figli, non prendere un'arma bianca che dopo, come ho sentito, aveva una lama più da 20 centimetri. Ora si attende nulla osta per la restituzione della salma per poter celebrare i funerali a Loreggia. Dolore. Ci aspettiamo la giustizia. Adesso è l'unica roba che ti resta. L'unica roba che ci resta. Sicuramente pochi anni starà dentro. Pochi. Lorenzo era un ragazzo sorridente, dopo gli studi aveva lavorato con il papà, da qualche mese era fermo per un problema alla schiena, ma aiutava in casa e aveva ancora tanti sogni da realizzare. La comunità di Tre Baseleghe è scossa da questa tragedia, detto il sindaco Antonella Zoggia. L'amministrazione comunale ha fatto visita alla famiglia Cristea, ha spiegato la vice sindaco Pizzolo. Lorenzo era giovane, pieno di vita, con tanti sogni come tutti i ragazzi della sua età. L'amministrazione e tutta la cittadinanza sono accanto a tutte le persone che stanno soffrendo per la perdita del loro figlio, del loro calo, del loro amico. Ed oggi pomeriggio nel Duomo di Lamon l'ultimo saluto a Riccardo Gaio, il 17enne ucciso dal padre che si è poi tolto la vita. In paese lutto cittadino. Una bara di legno chiaro, un cuscino di fiori di immensa delicatezza come era Riccardo, un germoglio a cui non è stato concesso di sbocciare. Il Duomo di Lamon è gremito in ogni ordine di posto dai compaesani delle 3 comunità, Arina, Lamon, San Donato, stretti in un abbraccio discreto alla famiglia del 17enne ucciso dal padre che poi si è tolto la vita il 22 aprile scorso. Dalla chiesa, fuori telecamere e fotografi, la richiesta dei familiari assieme alla preghiera d'essere esentati da condoglianze personali. Per celebrare il rito funebre è arrivato il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Nel cuore della celebrazione della Pasqua, mentre risuonavano nelle nostre assemblee di preghiera l'annuncio della risurrezione di Gesù, la comunità di Lamon è precipitata in un silenzio di dolore che ha soffocato persino le lacrime. La perdita così tragica di un adolescente non trova ragioni neppure per parlarne. È difficile trovare le parole, lo fa capire Monsignor Marangoni, che accarezza con la fede l'immensa lacerazione d'affetto della mamma di Riccardo, della sorella, dei nonni e dei familiari. Quando il parroco Donivo mi ha inviato la foto del volto di Riccardo, mi sembrava di cogliere nei suoi tratti una immensa delicatezza,
come quella di un germoglio a cui non è stato concesso di sbocciare. Il suo sguardo mi ha profondamente commosso. Il sorriso di un giovane adolescente proteso a vivere la vita, ha aggiunto il vescovo, che ha poi esortato la comunità a volgere lo sguardo ai giovani. È importante per tutti noi questo ascolto del cuore. È il momento per tutti noi adulti di avere il coraggio di guardare in volto questi adolescenti nella stagione primaverile del loro crescere e di lasciarci interrogare da ciò che ancora attendono da noi. Ci vuole il coraggio di riscoprire il dono di essere comunità, ha detto Monsignor Marangoni, per sottolineare l'importanza di essere gli uni vicini agli altri sempre, perché nessuna storia può rimanere estranea in una comunità. In questi giorni alla Mon è partita una sottoscrizione a sostegno della famiglia di Riccardo, la cui anima è stata donata a Papa Francesco. Noi vogliamo pensare che la sua affabilità e la sua tenerezza ti hanno avvolto, abbracciato, donato all'amore più grande. La perturbazione annunciata è arrivata battendosi anche sul veneziano con grandi diffuse grandinate che hanno colpito la terraferma ma anche nella Marca. Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio su Spinea, Mirano e Maerne. Piccole palline di ghiaccio miste ad acqua che in poco tempo hanno ricoperto strade e piazze imbiancandole. A Mirano la piazza era completamente ricoperta. Molti gli automobilisti che hanno cercato riparo sotto pensiline o cavalcavia per scongiurare danni alle vetture. In poco tempo la grandine si è sciolta, allagando alcune zone. Sono stati circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio. Nonostante la violenta grandinata, al momento non si registrano danni alle colture, fa sapere Coldiretti Venezia. La dimensione ridotta della grandine ha infatti evitato impatti significativi sulle piante. Sono in corso sopralluoghi nei vigneti, continuano, che in questa fase di germogliamento risultano particolarmente delicati. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Nelle prossime ore si prevede che il tempo sarà prevalentemente instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti, più frequenti sulle zone centro-settentrionali e con quantitativi localmente abbondanti. La Regione ha decretato la fase di allerta gialla fino alle 14 di martedì. Maltempo anche nel Padovano, a San Giorgio delle Pertiche, bomba d'acqua nel tardo pomeriggio. Vi facciamo vedere anche le foto, tanta pioggia in pochi minuti che ha intasato i fossi anche se il muson era basso. Molte le vie che sono state allagate e il sindaco Daniele Canella invita a non uscire di casa proprio per queste vie allagate. Vi facciamo vedere ora le immagini di questa bomba d'acqua, guardate. E continuiamo con la cronaca. Tragedia sul lavoro in un'azienda di Brendola, a perdere la vita durante il turno un operaio di 58 anni. Sentiamo. Raffaele Galano, 58 anni, stimato caporeparto dell'azienda Aristocavi di Brendola, ha perso la vita durante il primo turno del mattino. L'uomo verso le 7 sarebbe finito incastrato in un macchinario che lo avrebbe risucchiato per un braccio dopo forse aver accidentalmente perso l'equilibrio. È il primo morto sul lavoro nella provincia di Vicenza nel 2025 e non si tratta di un professionista sprovveduto. L'uomo, con oltre 30 anni di esperienza nella ditta, leader internazionale nella produzione di cavi elettrici con oltre 130 addetti, era capo reparto. Galano era responsabile di una filiera composta da 7 operai che coordinava con scrupolo e attenzione anche sotto il profilo della sicurezza, attestano i suoi colleghi, che sono stati i primi ad estrarlo dal macchinario e a prestare le prime cure in attesa dei soccorsi. Sul posto i medici del SUEM, dopo vari tentativi di rianimarlo, hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso del 58enne. La costernazione del sindaco di Brendola, che ha ricevuto subito dopo la drammatica
drammatica notizia. Mi è arrivata una telefonata di questo incidente mortale presso la ditta Ariston Cavi. Lì sono rimasto abbastanza basito, nel senso che l'Ariston Cavi è una ditta che ha sempre lavorato molto sulla sicurezza, e quindi adesso ho provato a sentire insomma un po' i carabinieri per capire un po' meglio la dinamica, e quindi appena sapremo qualcosa di più certo, insomma, però ecco, le condoglianze alla famiglia sicuramente del malcapitato, ecco, e le vicinanze anche all'azienda, che so che è un'azienda che ha molto curato sempre la sicurezza. Per il nostro paese insomma è stato come un fulmine nel sereno, perché bene o male insomma incidenti mortali avvengono molto raramente, perché le aziende insomma sono molto attente nel territorio. Sul posto i carabinieri di Vicenza, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spisa hanno indagato per ricostruire le fasi dell'incidente, ascoltando le testimonianze dei colleghi. L'azienda, di proprietà dell'industriale padovano Leopoldo Destro, nota proprio per la particolare attenzione sul piano della sicurezza sul lavoro, ha deciso di sospendere ogni tipo di lavorazione e rimandare a casa tutti i dipendenti non coinvolti, in attesa di fare chiarezza sul drammatico incidente. Raffaele Galano, residente a Vicenza nel quartiere San Pio X, lascia una moglie e 2 figli ventenni. A Padova visita del sottosegretario alla giustizia al carcere circondariale, all'uscita l'annuncio di un commissario per l'edilizia carceraria. Recupereremo 7.000 di 10.000 posti detentivi anche con la figura del commissario, che potrà più celermente operare senza vincoli, lacci e lacciuoli tipici delle pubbliche amministrazioni, così come hanno apprezzato un intervento che non ha precedenti sul fronte della dotazione e dell'equipaggiamento. All'uscita dalla visita al carcere circondariale di Padova, dove ci sono i detenuti in attesa di giudizio, il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, insieme alla delegazione padovana di Fratelli d'Italia, annuncia l'istituzione del nuovo commissario per l'edilizia carceraria. 255 milioni investiti, potenziate anche le risorse per il personale. Una situazione complessa per le carenze di organico che abbiamo ereditato dal passato, in una col sovraffollamento, che costituiscono un mix esplosivo sotto il profilo della sicurezza, ma uomini e donne della polizia penitenziaria hanno ben accolto i risultati del governo Meloni, oltre 10.250 assunzioni finanziate in solo 2 anni e 6 mesi di governo. Se tutti i precedenti sottosegretari avessero fatto altrettanto, oggi parleremmo di sovraffollamento di polizia penitenziaria e non di detenuti. Dalla relazione della Corte dei Conti sul piano carceri, però, l'analisi che emerge evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che soprattutto in Veneto, Lombardia, Puglia, Campania, Lazio e Sicilia assumono contorni ai limiti dell'emergenza. Il sottosegretario Del Mastro risponde così. Abbiamo ereditato una situazione per la quale nel passato non garantivano neanche il turnover dei pensionamenti. Che cosa possiamo farci? Possiamo semplicemente titanicamente correre per invertire la rotta. Vi è la netta percezione dalle sigle sindacali che questa inversione di rotta c'è, vi è la netta sensazione che non arretriamo sotto il profilo dei valori, per esempio istituendo il reato di rivolta in istituto penitenziario. La visita del sottosegretario ha avuto anche uno strascico di polemiche per il presunto mancato invito del sindacato CGIL, ma Del Mastro respinge le accuse. Intanto a Padova l'ennesima aggressione, un mese di prognosi per un agente di polizia penitenziaria del Due Palazzi, mentre un altro è stato minacciato con una lametta. Stiamo mettendo in sicurezza uomini e donne della divisa che rappresentano la gerarchia della legalità all'interno degli istituti, a detrimento di taluni che ancora, pur privati della libertà, vorrebbero stabilire gerarchie della criminalità. Ma guardi, anche a tutto vantaggio del detenuto che vuole dare un abbrivio diverso alla sua esistenza e che intravede nelle divise il primo garante dei detenuti, perché il detenuto debole ha bisogno di più divise all'interno degli istituti. Nel giorno del compleanno di Giulia Cecchettin all'Università di Padova, la cerimonia di conferimento dei premi di laurea in memoria della giovane, presente anche Papagino. Il compleanno di Giulia, come dicevo prima, non è più un giorno di festeggiamenti, è un giorno di ricordi, quindi non possiamo essere felici, ma comunque cerchiamo di guardare avanti, ma riusando anche lo spirito di Giulia, che era comunque uno spirito che profondeva altruismo. Chissà allora con che sorriso Giulia avrebbe accolto la possibilità di sostenere 3 giovani laureate sue coetanee premiate con 2.000 euro per aver realizzato delle tesi sul tema della prevenzione alla violenza di genere. All'Università di Padova il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, Luca Pezzullo, ha consegnato 3 premi alle migliori tesi selezionate tra 16 candidature arrivate tra le laureande nei corsi di laurea magistrale in psicologia
psicologia. Una di loro è Carlotta. A cercare di lanciare un messaggio e di arrivare quindi a quante più persone possibili che sono qui oggi o che avranno il piacere di leggere la mia tesi. E penso che l'obiettivo fosse far capire che cosa, da dove si è partiti, che cosa ha guidato e perché abbiamo scelto di trattare l'argomento in questi termini. Credo fosse importante trasmettere questo in questo contesto. Le tesi sono state scelte perché non solo riflettevano sul tema della violenza di genere, ma avevano anche una ricaduta concreta con la possibilità di fornire strumenti operativi per contrastare un fenomeno che non accenna a diminuire. Io o i componenti del comitato scientifico della Fondazione insomma, siamo sempre attenti ad elementi che ci possono dare qualche cosa, qualche spunto per poter andare avanti nel progetto della Fondazione. Se fosse possibile, ben volentieri. 5 studentesse laureate con il massimo dei voti in ingegneria biomedica, la stessa facoltà frequentata da Giulia Cecchettin, hanno ricevuto una borsa di studio di 1.000 euro finanziata da Invitalia. E vogliamo in questo momento, oltre che ricordarla, dare l'opportunità a tante donne di entrare in contatto con noi, perché vogliamo proporre quello che è l'obiettivo del PNRR, ossia quello di aiutare le donne a diventare imprenditrici loro stesse, e nello stesso tempo cerchiamo di estendere il più possibile le opportunità sia imprenditoriali che non all'universo femminile. Le penne nere del Veneto pronte per la 96esima adunata nazionale di Biella, una grande festa che Antenna 3 come sempre vi racconterà in diretta già da venerdì, primo giorno della grande festa. Sabato si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata alle 21, una prima serata dedicata agli alpini, poi domenica la giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino, e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle 80.000 penne nere fino al passaggio della stecca. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ora alla sigla, poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.